Che respirare il fumo faccia bene, questo penso che sia chiaro che non è così. E dire che la tradizione è responsabile di tutti i mali, decisamente no. Lei cita dei medici che dicono questo e scientificamente hanno assolutamente ragione che il fumo fa male. Io cito medici che vengono in pane e vino. La tradizione non si tocca, su questo il governatore del Veneto Luca Zaia, reduce dal pane e vino di Arcade, il più grande della Marca, lo dice chiaro e tondo, chiamando in causa anche quegli esperti che hanno lanciato l'allarme nelle ore immediatamente successive ai falò. Lo smog, afferma Zaia, è un fenomeno molto più complicato e i pane e vino sono stati né più né meno di un evento. Certo, la rivoluzione potrebbe partire dal basso, se di identità territoriale si parla devono essere i territori a decidere se ridurre o meno le pire infuocate. Zaia chiama in causa i sindaci. Il pane e vino poi è l'espressione di identità territoriale, sono gli scout che li organizzano, le parrocchie, le associazioni, gli alpini, le proloco. Certo che poi ovviamente i sindaci nel dialogo comunale possono trovare anche questa forma di accordi. In attesa di capire se ci sarà qualcuno a fare il primo passo, Zaia sgombera il campo da qualsiasi equivoco e quasi mette i panni del meteorologo. Dire che le polveri sottili sono l'esito dei pane e vino non è proprio così, perché purtroppo le polveri sottili ce le abbiamo, non piove, il clima è secco, abbiamo ancora una previsione di una settimana, 10 giorni di bel tempo e questo sicuramente non agevolerà la situazione.